Molto alto, tra l'altro, Presidente. O Beppe, o il nostro amico Beppe Bifido. Cioè, comunque confermo, il bifido è proprio piccolo. Cioè, veramente, dicevo, mi senti laggiù? E pensi che per fare quel selfie lì gli ha messo sotto 2 pagine gialle di Milano. A parte questo... Presidente, appunto, dai, un primo tempo scoppiettante da parte del Verona, nel secondo tempo scoppiettato di più il Milan. Insomma, che dice? Guarda, faccio ancora fatica a crederci, Fischia. Avevamo i 3 punti in tasca, avevamo dominato per tutto il primo tempo, avevamo ammutolito Scirer e poi Fischia nel secondo tempo è successo l'impensabile. E torni a casa con un pugno di cimici. 3 episodi, no, hanno determinato effettivamente la partita. Concordo perfettamente, guarda. Allora, il primo gol niente da dire, il Giroud non lo scopriamo mica oggi, insomma, è un campione. Io tra l'altro conoscevo lo zio, il dottore, quello della cintura. No, quello era Cibò, non c'entra niente. Quello che aveva il manichino tutte le farmacie, con tutto fasciato. No, non è... brava persona che lo sa. Sì, immagino. Poi il secondo gol, vabbè, è stato un rigore abbastanza generoso, come del resto anche il nostro. Ci sta, dai, il terzo gol. Terzo gol. Il terzo gol, cioè, diciamocela tutte, hanno avuto un bel buco del Gunther. No, perché scusa, del Gunther, Fischia, neanche se vuoi farlo apposta ti viene fuori un autogol del genere. O l'hanno abbagliato con laser, perché non so se hai visto per tutta la partita c'avevamo i laser puntati addosso, tutti i giocatori verdi, oppure ha mangiato, che ne so, pane e scarsità, non lo so. Perché guarda, su quel pallone lì il Gunther c'è andato di uno scordinato, più scordinato delle giacchette del Mughini. Fatto sta insomma che loro hanno preso 3 punti e gli altri la inciappena la fondaina. Cioè è come se ti sei lavorato per bene una bella patacca, no? E tra l'altro una delle più gnocche del paradiso della sbarbendola disco dance, proprio te la lavori bene lei, completamente succube del tuo fascino da Latin lover. Subito di botto hai già assestato 2 limoni giusto così. Hai capito? L'hai praticamente anestetizzata. Gli proponi di venire a bere un amaro corno nel tuo pieparterra. No? Cos'è, scusi? Il pieparterra. La tana del lupo, dai. Ecco, lei accetta, la fai accomodare a bordo della tua fuoriserie. Hai una guida fluida come un attore da film americano. No? Prima di scendere la guardi negli occhi e non ti pare neanche vero che insomma ti sei portato a casa la più gnocca del paradiso della sbarbina, no? Ti sporgi così verso di lei per assestare anche un altro limone, ma mentre ti sollevi dal sedile ti parte una ventata di arbre magica ai borlotti, mamma mia, che si libera nell'aria in tutto l'abitato. L'arbre magica ai borlotti è da segnare, perché sentivi le farfalle nello stomaco, no? E dici, alza, è un calabrone mentre la farfalla che in quel momento lì veramente vorresti schiacciare il pulsante dell'espulsione, sparire e non tornare più. E non sai cosa fare, rimani in imbarazzo, vedi che lei ti scoppia a ridere in faccia, immagino, dopodiché esce di corsa e senti da fuori che parla il taxi e dice, Cinta, può venirmi a prendere in via Tal di Tali perché qua tira una brutta aria. E lei giù a ridere e corre, insomma, e tu non hai nemmeno il coraggio di scendere, aspetti che arriva il taxi e poi piano piano, mesto ti rifugi nel tuo pied per terra e ti resta la magra consolazione di dire, vabbè, ho dato 2 limoni ma zero patacca, zero patacca, abbiamo capito. In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona, Vado Sicuro, Mototaxi, i Fattorini di Verona, Airforte, la Fal.0 Serramenti.